Come ti chiami? Carlo Mancosu, Quanti anni hai? 34. Sei mai stato a Scalaplano? Sì, tanto tempo fa da bambino. Carlo, che cosa sono gli strumenti funzionali per le reti? Ma gli strumenti funzionali per le reti sono una serie di tools, diciamo, che possono aiutare le reti a interconnettersi, a creare una grande rete che potremmo definire olonica, che praticamente può permettere in ogni momento la massima flessibilità e quindi l'adattabilità e la resilienza rispetto ai cambiamenti del tessuto economico. Attraverso questi strumenti si può agire su tutta una serie di fattori chiave per l'impresa. Parliamo di innovazione, parliamo di energia, parliamo di trasporti, parliamo di finanza e sappiamo quanto è importante in questo momento. Sono tutti strumenti collaborativi, reti sostanzialmente dalla fiducia, in cui attraverso un assetto variabile ogni volta un'azienda può prendere la leadership della rete, far convogliare attorno a sé una serie di imprese per progetti specifici. Per anni con le politiche pubbliche si sono fatte le zone industriali per attrarre gli investimenti da fuori. Adesso invece si dice che un territorio è attrattivo se è collaborativo e se c'è fiducia. È vero? E se sì, perché? Ma è assolutamente vero, l'esperienza che poi noi abbiamo fatto in questi anni con Sardex lo dimostra in maniera abbastanza netta. Oggi abbiamo 2600 imprese che proprio sulla base della fiducia utilizzano il loro potenziale produttivo per finanziarsi reciprocamente. Questa già di per sé è una cosa straordinaria. Dall'altra poi chiaramente avere degli agglomerati, dei conglomerati grossi significa poi correre il rischio che nel momento in cui questi conglomerati che fanno fiorire attorno a sé generalmente un indotto poi vengono a mancare, l'abbiamo vissuto insomma negli ultimi anni più di una volta, si lascia una voragine sul territorio che è difficilmente recuperabile. L'innovazione cammina sulle gambe delle persone, poche o molte che siano, se riescono a tessere la propria rete sugli attrattori che hanno, riescono a cambiare il volto di un territorio. Non tutte le scalabilità sono finanziarie. No, assolutamente, anzi le economie di scala hanno dimostrato di essere nettamente inferiori alle economie di relazione. Le economie relazionali sono, come dicevamo prima, più resilienti, ma direi è un concetto che poi introdurremo anche oggi durante questa giornata, sono antifragili. Cosa significa essere antifragile? Significa non solo riuscire a resistere ad un cambiamento e a tornare nella posizione iniziale, così come succede per le reti resilienti, ma le reti antifragili utilizzano gli shock per cambiare, modificarsi e crescere in maniera positiva. Questo è un meeting delle reti per le azioni che il GAL e la ORE ha fatto nel Sarabus 300 e Gerrei. Tante volte si fanno degli incontri per mettere insieme le imprese perché possa succedere qualcosa. Quali sono le scintille che vanno attivate nei territori perché realmente succeda qualcosa? Ma in realtà quello che dobbiamo fare è prendere le buone pratiche, i buoni esempi e riuscire a replicarli il più possibile ovunque. Spesso bastano poche imprese che iniziano un percorso. Qual è il problema? Molto spesso tendiamo a voler prima mettere tutti d'accordo su un progetto e poi portarlo avanti, questa è la cosa più complessa. Se invece delle aziende iniziano a portare avanti dei progetti e a questi progetti piano piano sono in grado di aggregare altre imprese, a loro volta questi progetti sono in grado di aggregarsi in reti di reti, a questo punto noi siamo veramente in grado di fare la differenza. Economia estrattiva o economia generativa? Naturalmente economia generativa. Replicativa o generativa? Ma direi generativa, perché poi nel replicare chiaramente cosa succede? Succede che vengono portate delle innovazioni con la condivisione dei saperi che deve essere connaturata a questi modelli, si può migliorare il modello da cui si è partiti e aggiungere dei modelli nuovi. In un tweet un augurio di buon auspicio per i territori del Sarabus 300 e Gerrei? Direi fiducia, resilienza e antifragilità per un nuovo modello di sviluppo locale. Grazie Carlo, avanti tutto. Grazie a voi.